Racconta la storia di una giovane donna che ha subito violenza. Fragile e violento è il titolo della rappresentazione teatrale che nel gennaio scorso ha interamente riempito il Teatro da Ponte e che ha portato a raccogliere fondi da destinare a supporto delle progettualità del centro antiviolenza che opera nel territorio e che ha una particolare valenza in occasione della giornata della donna. Nuovi utenti, nuove persone presenti al teatro che oggi possono testimoniare e rendersi utili, qualora siano testimoni di casi di violenza, proprio nel far conoscere l'esistenza del centro antiviolenza, che è gratuito, rivolto a tutte le donne, anche con figli minori, che subiscono qualsiasi tipo di violenza. Riteniamo che la tutela delle donne in primis, ma comunque tutto quello che riguarda l'attività sociale del nostro territorio ci riguardi, e quindi abbiamo deciso di essere presenti attraverso il nostro gruppo degli artigiani pensionati per sostenere questo tipo di attività. Grande sostegno alle donne anche nell'impresa dunque, anche se in Veneto, paragonando il 2021 con il 2022, c'è stata una diminuzione di circa 50 unità di imprese gestite da donne, ma in provincia di Treviso invece c'è stato un aumento nelle imprese artigiane al femminile, per il 62,3% concentrate nei servizi alla persona, il 24% nel manifatturiero, il 9,8% in quelli alle imprese e quasi il 3% nelle costruzioni.